Buonasera, ben ritrovati. Vi ricordo che se volete potete interloquire con me, ma soprattutto con l'assessore Maurizio Conte che ci ha raggiunto, grazie per essere con noi, o con il telefono, è sempre il sovraimpressione. Telefonata, buonasera. Sì, buonasera Fioravanti, sono Stefano da Portogruaro. Allora salutiamo Stefano Zanetti, immagino, giusto? Sì, esatto, buonasera. Dimmi Stefano. Volevo fare una domanda al suo ospite. Prego. Assessore Conte, lei lo scorso 31 gennaio ha risposto ad un'interrogazione presentata dal consigliere regionale Pettenò sul perché la Regione Veneto abbia autorizzato la costruzione di 2 centrali a biomasse nella zona del Portoguarese, Sumaga e Villanova, così vicine tra loro. Allora, la cosa che mi ha stupito non è tanto il contenuto della sua risposta, in cui si spiega che sono state rispettate tutte le norme nazionali ed europee, ma il fatto che l'interrogazione era stata presentata il 10 maggio del 2010, quindi la risposta vostra è stata quasi dopo 2 anni. Io non so come ciò possa essere possibile. E poi un'ultima cosa e chiudo. Lei una volta ha detto proprio dagli schermi di Antenna 3 che queste centrali a biomasse dovrebbero venire concesse solo a quelle imprese che hanno la materia prima vicino alla stessa centrale. Ma lei lo sa che nella centrale di Villanova di Fossalta bruciano legno proveniente dall'estero? Grazie. Innanzitutto sì, i tempi di certe risposte sono veramente inaccettabili, lo ammetto, e su questo abbiamo lavorato anche per quello che è il nuovo regolamento che permetta appunto risposte in tempi brevi, e quindi entro il mese dalla richiesta dell'interrogazione appunto provvederemo a dare le risposte, e su questo anche ho chiesto agli uffici, alle strutture competenti del mio assessorato di dare risposte certe. In qualche caso però certe risposte hanno bisogno anche da parte nostra di pareri o integrazioni di documentazione magari da altri enti, e su questo poi si allungano i tempi. Al di là di questo sicuramente c'è la necessità, e quello che è l'obiettivo che questa Giunta ha, di dare un piano energetico, perché effettivamente fissare dei criteri, fissare dei parametri e soprattutto anche inquadrare quello che è un territorio che ha bisogno di individuare quelle zone che sono magari già compromesse, che hanno la possibilità o meno di accettare certi tipi di impianti, è fondamentale. Su questo si sta lavorando e spero sia anche l'obiettivo per dare garanzia che poi certi impianti vengano realizzati perché servono e dove servono.